Sassari Calcio Latte Dolce batte Cassino 2-1 in una partita dai diversi volti, con l'alternanza del predominio sui due fronti e il successo finale in rimonta dei padroni di casa dopo il primo tempo chiuso a reti inviolate. Al primo calcio d'angolo di De Martis, colpo di testa di Palmas e pallone alto. Al secondo a colpire di testa è Scognamillo su cross di De Martis, il portiere della Pietra è bravo a sventare la minaccia. Al quinto la risposta della squadra ospite, corner di Maraucci, azione di Lombardi con il portiere Garau che si dimostra pronto. Al 17° della Pietra dice no a una conclusione dalla lunga distanza di Palmas. Poi la partita scende di tono sino al 32° quando Bianchi colpisce la parte alta della traversa. Al 39° ancora Scognamillo protagonista con un colpo di testa dopo il cross di Ravot, il pallone non inquadra lo specchio della porta. Il Cassino si rivede al 44°, punizione di De Cristofaro, Prisco arriva in ritardo all'appuntamento con il gol. Nella prima fase della ripresa gli uomini di Urbano mettono in difficoltà i sardi. Al terzo tiro cross di Celiento che colpisce la parte alta della traversa. Al sesto azione pericolosa sugli sviluppi di un calcio d'angolo e la difesa del Latte Dolce si salva. All'11° sul fronte opposto Palmas reclama la concessione di un calcio di rigore dopo il deciso intervento di Della Pietra, ma l'arbitro lascia proseguire il gioco. Al 15° il Cassino passa in vantaggio con Prisco e nuove proteste dei padroni di casa, questa volta per un fuorigioco. Al 18° Prisco ha la palla del raddoppio, ma Garau para in due tempi. Nell'ultimo quarto d'ora assedio del Sassari Latte Dolce all'area laziale, al 31° tiro di De Martis, Della Pietra è battuto ma il palo salva il Cassino. Il gol è nell'aria e arriva al 33° con De Martis che sfrutta un assist di Bianchi e questa volta centra il bersaglio. A quel punto i sardi prendono maggiore coraggio e provano a vincere. Al 39° bordata da quasi 30 metri di Raio, un niente di fatto. Al 42° calcio d'angolo di De Martis con la difesa biancazzurra che non si cura di Cabella, inserimento vincente con stacco di testa e gol del 2-1, fine dei giochi.